È un agente della Polizia Municipale che dopo la vicenda, non si è più recato al lavoro in servizio. È Riccardo Salvagno, classe 1985, originario di Chioggia, finora incensurato il presunto assassino di Sergio Tarna, il barman 25enne ucciso con un colpo secco di pistola alla tempia la notte tra il 30 e il 31 dicembre scorso, poco dopo le 2 del mattino. È stato ucciso questo ragazzo 25enne, è stato prelevato, quindi privato della libertà, fatto montare su un'autovettura, condotto in aperta campagna e ucciso con un solo colpo alla testa. Un solo colpo preciso alla testa, con foro di entrata, foro di uscita. I carabinieri, che in questi giorni hanno setacciato ogni centimetro della campagna in cui era stato trovato il corpo tra Mira e Malcontenta, anche attraverso l'utilizzo di droni speciali, visionando poi le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private e ascoltando familiari, datori di lavoro e amici, l'hanno arrestato il 6 gennaio a casa del padre. Salvagno era espatriato in Spagna dopo l'omicidio, ma poi è rientrato in Italia. Pensiamo che lui in qualche modo abbia cercato un sostegno in Spagna, ma non poteva assicurarsi una permanenza prolungata, perché una permanenza prolungata è costosa, necessita di contatti e quant'altro, quindi in qualche modo si è visto costretto a rientrare in Italia. Era stata mobilitata anche la polizia estera, ma di fatto l'intervento non è stato necessario visto il rientro autonomo del quarantenne nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Il padre è andato a prenderlo all'aeroporto, ma al ritorno Salvagno si è fatto lasciare nei campi a Malcontenta, poco distante dall'abitazione, e lì si sarebbe nascosto in un casolare, ma è durato poco. A un certo punto dell'indagine abbiamo ritenuto che fosse rientrato, però pensando che noi ci fossimo in qualche modo disposti intorno alla sua abitazione, si era nascosto nei campi di notte, quella è una zona molto buia. È stato necessario fare un approfondito rastrellamento anche attraverso visori, camere termiche e quant'altro, tanto che lui poi si è visto costretto a convergere verso la sua abitazione per trovare rifugio e lì lo abbiamo assicurato alla giustizia. Ora si trova nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Gli investigatori però sono certi che ci sia almeno un altro complice, come ha evidenziato il procuratore vicario. Sia per le modalità con cui è avvenuto l'omicidio e soprattutto per le modalità con cui lui è stato privato della libertà e quindi costretto a salire in un'autovettura, riteniamo che ci sia almeno un complice. L'arma del delitto non è ancora stata trovata. In possesso di Salvagno ci sarebbero 2 pistole. In casa ne è stata trovata una regolarmente detenuta ma non utilizzata, quindi non è quella che ha ucciso Tarna. La seconda, che al momento non si trova, così come la radio in dotazione al vigile,